Tanta cassa integrazione ordinaria si è trasformata in cassa integrazione straordinaria e sulla richiesta di cassa integrazione straordinaria, cioè le aziende che sono in crisi e ristrutturazione o in fase di chiusura, siamo a più 864-865% circa. Questo è il dato più significativo emerso dall'analisi elaborata dalla CGIL sulle richieste di cassa integrazione e sulle crisi aziendali nella Marca Trevigiana. Andando con ordine, nel primo trimestre 2025 diminuisce la richiesta di CIG ordinaria sia in industria che in edilizia rispetto allo stesso periodo del 2024, con un calo per quanto riguarda il primo settore di poco meno di 400.000 ore, pari a un meno 10%. Un trend che si rispecchia nella gran parte dei comparti dell'industria, fatto salvo per alcuni, tra cui il metallurgico e il tessile e a sorpresa il settore degli alimentari. Potrebbe sottintendere anche a un calo dei consumi nel territorio. Ma sono i dati sulle richieste di cassa integrazione straordinaria nella provincia di Treviso a preoccupare. La CIG, legata a crisi e ristrutturazioni aziendali in diversi settori, dall'industria all'edilizia al commercio, nel primo trimestre di quest'anno è aumentata di oltre 294.000 ore rispetto ai primi 3 mesi del 2024, mentre la cassa integrazione straordinaria di solidarietà ha subito per il solo comparto industriale un incremento di oltre 848.000 ore. Complessivamente la CIG straordinaria è cresciuta di 1.136.904 ore. Le difficoltà che prima venivano affrontate temporaneamente si stanno in qualche maniera consolidando. Nell'epoca post-Covid è la prima volta che accade questo? Sì, noi abbiamo visto un rimbalzo della produzione, delle richieste subito dopo il Covid e adesso un calo drammatico. Un quadro sicuramente condizionato dalle crisi internazionali e dalle incertezze legate ai dazi, ma che per la CGIL ha origini lontane. Di una mancanza di programmazione e di visione del territorio. Questo comporta una trasformazione del mercato del lavoro, con un lavoro molto più povero, molto più precario. Un lavoro precario che non consente alle nuove generazioni di acquisire quelle conoscenze che caratterizzano il nostro tessuto manifatturiero, che il sindacato teme possa scomparire se non ci sarà un cambio di marcia. Se non c'è innovazione, se non c'è investimento, se non c'è prospettiva, non è possibile continuare a mantenere un know-how, una capacità di conoscenza.